Fabio Quagliarella. Guarda, Quagliarella, ne parlavamo prima, è il tipico giocatore che uno si aspetta quando vede le figurine, cioè un ragazzo meraviglioso, fa il suo, è sempre stato, dove è andato, è sempre stato rispettato, ha sempre rispettato gli altri e devo dire che ce ne fossero di giocatori, anzi per me è un giocatore che dovrebbe essere esempio per i ragazzini che cominciano a giocare a pallone. Francesca è sempre amica del nostro Tigullio. Per forza, quindi io stasera sono troppo felice di essere qui ospite del Sampdoria Club Lavagna a Sestri, posti splendidi che abbiamo per premiare una persona splendida come Fabio Quagliarella, che io definisco veramente un campione con la C stramaiuscola, perché campione non solo in campo con la sua tecnica fantastica, ma fuori dal campo. Secondo anno di fila qui per la Rete d'Argento, per cui credo strameritata. In primis li ringrazio per il secondo anno consecutivo, è sempre una bella soddisfazione. Poi li ringrazio perché mi fanno sentire a casa, cioè mi fanno stare bene, io con loro mi sento a mio agio e quindi questa è una cosa che poi ovviamente ti fa lavorare molto con più serenità. Io faccio gol perché i miei compagni mi mettono nelle condizioni di far gol, quindi non c'è nessun Quagliarella dipendente. Quindi qui lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, quindi se non ci sono io sarà qualcun altro al mio posto che farà gol, quindi il modo di giocare è sempre lo stesso, come in campo si cambia modulo e viceversa, l'obiettivo deve essere quello. Ovviamente siamo lì e dobbiamo provarci, giochiamo tutti in una società importante che ha vissuto grandi momenti, quindi ne sarebbe bello poter regalare una gioia ai tifosi.